Se siamo riusciti a mettere un prezzo a calmierare un prezzo del gas, a mettere un prezzo massimo sul gas, perché non lo facciamo anche col gasolio? Le accise sono queste da quasi 5 anni. Allora non diamo la colpa alle accise, diamo la colpa al costo industriale. Il costo industriale non lo fanno di certo i distributori. Una sorta di price cap del carburante per fermare gli aumenti è la proposta degli autotrasportatori di Confartigianato Treviso. Dopo la pandemia il prezzo del gasolio è aumentato esponenzialmente al di là dell'andamento del greggio. Inutile dunque puntare il dito contro le accise, continua Danilo Vendrame. A proposito di accise, al momento il governo non è intenzionato a metterci mano. Nella bozza del decreto in discussione in Consiglio dei Ministri si punta piuttosto a contrastare eventuali speculazioni. La novità più importante è l'obbligo per i gestori di esporre al fianco del prezzo alla pompa anche quello medio nazionale. Una misura che secondo Vendrame potrebbe penalizzare il nostro territorio dove l'elevata presenza di pompe bianche determina, spiega, una sana concorrenza. Mettendo di fianco il prezzo, nazionale che è molto di più, noi nel nord-est in teoria andremo peggio. Va a finirla che si appiattisce il prezzo sulla media nazionale. Contro questo provvedimento si scagliano anche i gestori e carburanti Treviso, con Moreno Parina, che parla di un'ulteriore incombenza e di un duro attacco del governo nei loro confronti. Intanto gli autotrasportatori, quelli con mezzi superiori ai 75 quintali, attendono quanto promesso dal ministro Salvini in occasione dell'assemblea di Confartigianato. Noi avremo un ristorno delle accise, quindi in teoria per gli automezzi, quelli più grandi, questa cosa non dovrebbe essere sulle tasche, dei trasportatori più grandi. Esclusi dall'agevolazione furgoni e autotrasportatori più piccoli, il 90% dei mezzi matricolati in provincia di Treviso. Per loro la situazione si fa sempre più pesante, con una conseguenza già tracciata. Va tutto sul cliente finale, aumenterà un altro giro, aumenterà tutto, anche perché dopo, quando si comincerà a aumentare, tutti saranno invogliati a fare un altro giro di aumenti, invece di calare l'inflazione avremo un'inflazione molto più alta per tutti quanti.